Ha 48 ore di tempo il medico legale padovano Giovanni Cecchetto per eseguire l'autopsia sul corpicino del piccolo Martino Scatena, il bimbo di appena 2 mesi di Paderno di Ponzano, rimasto vittima di un incidente domestico sabato nella sua casa di via Roma. Il papà Diego, maresciallo in forza al nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Treviso, lo aveva in braccio mentre scendeva la scala, non si è accorto dell'ultimo gradino, si è sbilanciato e il piccolo ha sbattuto la testina contro lo stipite di una porta, un trauma cranico che si è poi rivelato fatale. La procura di Padova non ha iscritto il padre nel registro degli indagati, giudicando il fatto un tragico incidente, senza colpe o negligenze da parte sua, ma per escludere anche eventuali errori o carenze a livello sanitario ha disposto l'autopsia. Il funerale del piccolo, che si svolgerà a Vascondi Carbonera, paese natale della mamma Sara Bortoluzzi, sarà fissato con tutta probabilità per sabato. Il nulla osta alla sepoltura dovrebbe essere rilasciato domani. A celebrare la cerimonia sarà il parroco di Ponzano, don Roberto Cavalli, poi il feretro sarà tumulato nel piccolo cimitero accanto alla chiesa, l'ennesima prova per mamma e papà stremati dalla perdita più dolorosa di tutte.